Euroregione.news. Rivignano Teor, parole a colazione, la cultura sul fiume Stella. La rassegna che dopo 2 anni ritorna anche in primavera grazie all'impegno della pro-assessora alla cultura Angela Piantoni. Parole a colazione in questa edizione primaverile è iniziata con una presenza incredibile di persone, con un sole splendido che ci ha accolti nella splendida dimora del Castello di Flambruzzo, e un centinaio di persone presenti hanno assistito alla presentazione del libro Storia del Friuli e dei Friulani di Walter Tomada, presentato assieme a Massimiliano Santarossa, che ne è l'illustratore nonché l'editore, e a Mauro Messana. È una mattinata splendida veramente, che ci ha riempiti di gioia, oltre che di cultura e di storia, la storia del nostro Friuli. Abbiamo iniziato con Parole a colazione con le nostre radici, per adesso allargarci ad altri argomenti vari. Il prossimo appuntamento è proprio domenica che viene, questa domenica che è il 22, saremo a Rivarotta di Rivignano Teor, a Casa Filaferro, e presenteremo Incantevole Ludo di Pier Giorgio Gri, e sarà presentato dalla giornalista Fabiana Della Valle insieme con Massimo Somaglino, che farà alcune letture. Un terzo appuntamento sarà la domenica successiva, il 29, presso le Fornaci del Zarnica a Flambruzzo, e ci sarà Fabiano Contrafatto, che assieme al nostro sindaco, l'avvocato Mario Anzil, presenterà un libro intitolato L'Allievo, che parla del mondo del lavoro. L'ultimo appuntamento, ritorneremo alla Regina del Bosco a Flambruzzo, dove l'anno scorso abbiamo parlato di spiritualità insieme a Vito Mancuso, e quest'anno torneremo ad un argomento che di spiritualità è ricco, che è la scalata del Nanga Parbat, con Gioia Battista, che ci presenterà il suo I Guardiani del Nanga, di cui anche durante il lockdown è stata regista di uno spettacolo molto interessante, molto bello. È un'edizione diciamo solo in 4 date, perché iniziamo timidamente a riprendere questa primavera, visto che i 2 anni precedenti ci siamo limitati all'autunno, e speriamo che sia di buon auspicio, e sicuramente ci rivedremo in autunno, perché la soddisfazione di incontrare ogni volta le persone che ci chiedono quando inizia la nuova edizione è sempre meravigliosa. Parole a colazione è stato scelto come titolo di questa rassegna proprio perché la caratteristica è che iniziamo alle 9:30 la domenica mattina con una colazione offerta a tutti i presenti, che crea una splendida atmosfera di convivialità e di attenzione maggiore rispetto alla presentazione del libro, in un contesto che è sempre quello di ville di interesse storico-culturale e naturalistico lungo il fiume Stella. Da Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.